Allora andiamo subito a parlare con i nostri ospiti, partiamo con l'assessore regionale Daniele Stivali, naturalmente replicherà a quanto detto da Ruzzante, ma è inevitabile che nella giornata di oggi, dove domina anche la polemica sugli attacchi nei confronti del ministro Kyenge, insomma, le debba chiedere conto anche di quanto apparso sul suo profilo Facebook. Lei a un certo punto, ricollegandosi diciamo all'infelice frase di Calderoli, avrebbe detto: è stato offeso l'orango. Non le sembra, diciamo, un'espressione completamente al di fuori di quello che è un dibattito politico? Guardi, questo lo dice lei, non l'ho detto io. Nel mio profilo io ospito chiunque voglia dire la sua. Quindi non è una sua opinione? Assolutamente, non l'ho né scritto né commentato. Io ho postato, come tanti, decine di post su ciò che c'è sulla rete, faccio ogni giorno. Ecco, questo è importante perché le agenzie hanno riportato che questo è un suo pensiero. No, assolutamente, la cosa non mi tocca. Io in questi mesi che potevo anche fare non mi sono mai permesso di dire cosa penso di ciò che sta facendo la ministra Kyenge, quindi sono problemi suoi e la cosa non mi tocca né mi turba. A me turba una cosa, che se viene strumentalizzato in questo modo un social network, quindi ciò che c'è di, tra virgolette, rete, quindi più profondamente democratico, anche lì si viene strumentalmente attaccati. Io per risposta oggi ho chiuso i miei 8.500 amici che dicono anche peste e corna contro di me, non li ho mai tolti dalle mie amicizie. Ho chiuso, se questa è la democrazia va bene, ho chiuso i miei 2 profili Facebook in modo da evitare ulteriori strumentalizzazioni. No, questa è una precisazione importante perché, ripeto, quello che compare così questa è la democrazia, purtroppo, che insomma l'ha detto l'assessore Stivali. Siccome su internet leggo che l'ho detto io, la cosa, insomma, a parte che è testimoniabile perché sul profilo Facebook è fotografabile la cosa, comunque per ogni buon intenditore, se questa è la democrazia, chiudo i miei profili e così evito il mio e l'altrui pensiero.